Eccoci amici di Sportisili, buon pomeriggio. Penso sia la prima volta dall'inizio del ritiro in cui non ho una mise estiva, visto comunque il freschetto che già a Ronzone era abbastanza avvertibile. Adesso sicuramente una situazione, possiamo dire, definitiva, visto che comunque da queste parti il freschetto non manca mai. Naturalmente la mia più grande vicinanza, ovviamente mia, di tutta la redazione di Sportisili, alle famiglie che in questo momento a Palermo non stanno vivendo sicuramente un bellissimo momento. La situazione è abbastanza delicata e abbastanza grave. Naturalmente la speranza è quella di darvi qualche minuto di conforto, qualche minuto di distrazione da quella che è una situazione sicuramente non bella, e naturalmente l'augurio è quello di portare un po' di serenità nelle vostre case. Primo giorno di allenamenti qui a Pinzolo, scusate, meglio a Spiazzo, per i ragazzi allenati da Eugenio Corini, che nella tarda mattinata sono arrivati presso il loro quartier generale, ovvero sia l'Hotel Corona di Pinzolo, dove il Palermo si allenerà a partire dal 31 di luglio per di fatto gli ultimi 4 giorni di ritiro. Invece a partire da oggi pomeriggio fino al 30 di luglio mattina il Palermo si allenerà sul terreno di gioco che vedete alle mie spalle, il terreno di gioco di Spiazzo, dove in questo momento tra l'altro si sta muovendo e sta effettuando lavoro differenziato Checco Di Mariano, che di fatto è l'unico giocatore del Palermo che ha iniziato e ha finito la seduta fuori dal terreno di gioco, non è mai sceso in campo il fantasista palermitano. Altri invece, come ad esempio Alessio Buttaro, come Peppe Aurelio, hanno effettuato lavoro in campo, però lavoro a parte. Mentre per quanto riguarda Leonardo Mancuso, che di fatto è la purtroppo novità negativa di Casa Palermo, trauma distorsivo alla caviglia, come si può leggere anche sul report ufficiale redatto dall'ufficio stampa del club di Viale del Fante, si è fermato durante la seduta. Purtroppo non belle notizie per l'ex attaccante di Monza, Empoli e Como, tra altre cose uno dei più convincenti nell'amichevole che il Palermo ha giocato la settimana scorsa, il 22 luglio, a Rovereto contro il Bologna, amichevole di cui si è parlato anche a lungo nei giorni successivi, proprio per via del fatto che il giocatore che l'ha decisa in bene per il Palermo è stato Edoardo Soleri, il quale chiaramente gode adesso di ulteriore stima da parte del pubblico di fede palermitana. Tanti contenuti, tanti elementi da questo giorno 18 del ritiro del Palermo. Praticamente c'è ancora una settimana di lavoro, di amichevoli, prima di arrivare al 4 agosto, che è il giorno in cui si concluderà il ritiro dei ragazzi allenati da Eugenio Corini. Intanto l'arrivo della squadra qui a Pinzolo, presso l'Hotel Corona, dove tra le altre cose domani, come si può leggere anche sempre sul report redatto dal Palermo, ci sarà la conferenza stampa di Eugenio Corini, che subito ha dato grosse indicazioni. Conferenza stampa di Ivan Marconi, non di Eugenio Corini, conferenza stampa di Ivan Marconi. Non vi vogliamo dare informazioni errate, anzi vi chiedo scusa per il refuso. Naturalmente attendiamo quelli che sono i vostri feedback, sia dal punto di vista tecnico, visto che comunque prima diretta per noi a Ronzone e prima diretta a Spiazzo, non a Ronzone. Purtroppo la mia testa è rimasta a Ronzone, c'è veramente poco da fare, vi chiedo scusa naturalmente. Tornando ai fatti, vi dicevo, dateci i vostri feedback, fateci capire se va tutto bene a livello tecnico. Naturalmente anche questi giorni a Spiazzo serviranno un po' da filo conduttore per capire se la situazione è buona o meno. Tornando a quello che è successo oggi in campo, oggi visita e arrivo a Spiazzo per Dario Mirri, il quale ha incontrato noi giornalisti, ha rilasciato alcune battute ai nostri microfoni. Le potete ascoltare sul canale YouTube di Sportisili, le potrete leggere anche sul nostro sito www.sportisili.it.
It, tanti temi toccati, a partire dal fatto che comunque mi riconferma che il Palermo verrà ad allenarsi a Torretta dopo il ritiro in Trentino Alto Adige, e soprattutto le ambizioni, il fatto comunque di cercare di alzare l'asticella rispetto a quello che è successo l'anno scorso. Sicuramente l'anno scorso anno di formazione più che di transizione, perché il Palermo ha avuto tanto da imparare e sicuramente mettere in pratica gli insegnamenti che la scorsa stagione ha fornito a Capitan Brunori e compagni. Poi qualche piccola accenno al calciomercato, come sempre Dario Mirri dribbla le domande sul calciomercato, in questo caso ancora di più ha detto di fatto lascio lavorare, come ha sempre fatto, lascio lavorare i miei professionisti, i tecnici. E poi al termine dell'allenamento abbiamo avuto modo di mandare online quella che è l'intervista che l'ufficio stampa di Viale del Fante ha concesso ai media presenti qui a Spiazzo, intervista a Giuseppe Aurelio, che avevamo già sentito qualche giorno fa nella nostra one-to-one prodotta all'inizio del ritiro. Giuseppe Aurelio è tornato a parlare e ha toccato tanti temi interessanti. Intanto ha ringraziato i tifosi per quello che è l'apporto che si sta vedendo soprattutto in sede di campagna abbonamenti, e poi ha sviscerato altri temi molto interessanti: il fatto di tornare a fare il terzino, il fatto di non avere paura di poter contare sull'eventuale arrivo di un altro giocatore nel suo ruolo, e poi anche le sensazioni dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, al di là di quello che è il suo problema appunto muscolare, un sovraccarico legato anche, chissà, a un piccolo riacutizzarsi del problema avuto qualche giorno fa, che gli ha negato di scendere in campo contro Bassanaunia e Virtus Verona. A proposito di campo, Aurelio e Alessio Buttaro hanno lavorato a parte sul terreno di gioco di Spiazzo, lavoro prima in palestra e, come avete potuto vedere all'inizio di questa diretta, lavoro a parte sul campo con lo staff tecnico, lo staff medico per Checco Di Mariano. Stop per Leonardo Mancuso, abbiamo detto, alla vigilia di un amichevole, di una squadra, di una partitella che, come avete potuto vedere negli highlights, chiamiamoli così, pubblicati sulla nostra pagina, hanno visto tanta intensità, come hanno notato anche alcuni nostri lettori, alcuni nostri follower sui social, ma anche tanti begli spunti. In particolare abbiamo visto un Roberto Insigne particolarmente in palla dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della presenza, segno del fatto che comunque l'ex giocatore del Frosinone si sta addentrando pian piano, sta cercando di alzare anche lui i giri del motore per arrivare pronto alla data fatidica, che nel caso del Palermo è quella del 12 di agosto, e questa è un'altra novità finalmente ufficiale che riguarda appunto la stagione del Palermo che inizierà il 12 di agosto, non a Cesena contro lo Spezia in campo neutro tra virgolette, anche se alla fine la squadra di casa sarebbe stata in quel caso quella bianconera allenata da Massimiliano Albini, ma il Cagliari, che è la squadra che ha di fatto chiuso i giochi per quanto riguarda le promozioni dalla B alla A l'anno scorso con il gol di Pavoletti al 94esimo, che a sua volta aveva risposto al gol su rigore di Antenucci nella gara di andata della finale playoff. Adesso il Cagliari terrà a battesimo il nuovo Palermo, targato Eugenio Corini, targato 2003-2024, con i 6 nuovi acquisti che potrebbero diventare anche di più, e a breve ci arriveremo perché parleremo anche di calciomercato, ve lo preannuncio, un po' come fatto ieri in quella direttina un po' improvvisata che abbiamo fatto dal centro commerciale Adigeo di Verona. Dicevo, Palermo che debutterà, lo avete visto anche sul nostro sito, debutterà sul campo del Cagliari. Da capire se sarà già a disposizione la Unipol Domus, che è stata la casa del Cagliari nella stagione del ritorno in Serie A agli ordini di Claudio Ranieri, e soprattutto vedremo anche quale sarà la condizione. A proposito di questa partita, Peppe Aurelio ha fatto capire chiaramente di essere pronto, di non vedere l'ora, lui così come tutti i suoi compagni di squadra non vedono l'ora di scendere in campo contro la formazione neopromossa in Serie A. Di fatto è un battesimo anche per cercare di avvicinare il Palermo a quello che è l'inizio del campionato. Sappiamo già che il campionato inizierà contro il Bari, non sappiamo ancora quando inizierà,
Sembra molto probabile che non inizierà il 18 agosto il campionato, ma su questo non ci vogliamo avventurare, anche perché noi della stampa, anche sulla base di quelle che erano state le indicazioni fornite alla vigilia, fornite nei giorni scorsi, davamo quasi per scontato che il Palermo avrebbe giocato contro lo Spezia in Coppa Italia. Invece tutto è rimasto com'era, anche perché diciamo che la federazione ha un po' modificato l'ordine delle squadre e gli accoppiamenti, ha restituito al Palermo l'incrocio contro il Cagliari, e al tempo stesso ha dato la possibilità al Crotone di essere richiamato al posto della Regina in qualità di squadra migliore seconda classificata tra i 3 gironi di Serie C al termine della regular season. Invece, come previsto, il Foggia, in quanto finalista perdente dai playoff, ha preso il posto del Lecco, che proprio contro i Satanelli aveva conquistato, almeno sul campo, la promozione in Serie B. Su questo ovviamente non entro nel merito, perché sono decisioni, ragionamenti fatti da organi preposti sicuramente ben più quotati del sottoscritto in termini di materia giuridica per quanto riguarda il calcio, le posizioni, i posizionamenti, le ammissioni o meno ai campionati. Di questo sicuramente c'è gente ben più ferrata di me. Naturalmente, se avete un vostro parere, una vostra opinione in merito, scrivetecelo. Abbiamo visto tanti commenti, ad esempio sotto l'articolo dedicato alle graduatorie per i ripescaggi in Serie B, con le annesse dichiarazioni del presidente federale Gabriele Gravina, ma sicuramente ci sono luoghi preposti, ci sono persone preposte a parlare di queste cose. Noi parliamo di quello che succede in campo, parliamo anche di calciomercato, perché continua l'attesa. Diciamo che è una partita che si gioca su più tavoli, ma praticamente con lo stesso mazzo di carte, perché dalla situazione della Regina dipenderà quasi certamente il destino di 2 obiettivi del Palermo. Si tratta di Rigoberto Rivas e di Gianluca Di Chiara, più il secondo che il primo, a dire la verità, anche perché il Palermo sembra che stia cercando, dal punto di vista dell'ala che vada a completare il reparto d'attacco, naturalmente dando per scontato che per esempio Giacomo Corona vada via in prestito almeno per la prima parte di stagione. Il Palermo appunto sta sondando un profilo under, ma di questo ne parlerò a breve. Per quanto riguarda Di Chiara, la situazione è sempre la stessa, si attende qualche novità dalla Regina. Nel frattempo Gianluca Frabotta è lì che scalpita, non è partito con la Juventus per il ritiro, per la tournée negli Stati Uniti. Anche lui uno che aspetta anche Corrado, che a quanto pare avrebbe scalato le gerarchie e sarebbe il prescelto, almeno in base a quello che si legge in giro, sarebbe lui il prescelto per nel caso in cui il Palermo dovesse tirare i remi in barca per Di Chiara, qualora ovviamente le tempistiche dovessero farsi un pochettino più lunghe per il suo svincolo, diciamo, parliamo con i termini giusti, dalla Regina. E quindi Corrado, che non è palermitano ma sarebbe un cavallo di ritorno, visto che ha giocato nel Palermo nella stagione 2020-2021 in Serie C, alternandosi sulla catena di sinistra con Crivello. Vedremo, sicuramente sono 2 profili che il Palermo tiene molto d'occhio. Tra l'altro il Palermo, che qualche giorno fa ha dovuto tirare in barca per quanto riguarda Antonio Barreca, il quale è andato alla Sampdoria. A proposito di Sampdoria, si attendono novità per quanto riguarda Valerio Verre, però il punto interrogativo sulla situazione Verre è il fatto che il Palermo abbia avuto risposte molto confortanti dai suoi centrocampisti nell'amichevole contro il Bologna, fa sì che la pista relativa al centrocampista si raffreddi, tanto che dopo la chiusura negativa per il Palermo della questione Collocolo, la sensazione è che il Palermo abbia un po' un po' allentato la presa per quanto riguarda l'arrivo di un nuovo centrocampista. Dove invece non si allenta la presa è nella richiesta nel tentativo di andare a prendere giocatori under per l'attacco. Il nome nuovo è quello di D'Andrea, giocatore che nella scorsa stagione ha militato nella formazione primavera del Sassuolo, facendo ottime cose e convincendo anche un allenatore molto attento ai giovani come Alessio Dionisi a convocarlo e a fargli fare qualche spezzone anche in Serie A salvezza acquisita, per carità, ma pur sempre minuti importanti nella massima serie. Ecco, il giocatore è stato accostato fortemente al Palermo, sarebbe un giocatore molto gradito alla dirigenza perché è un profilo under, perché rafforzerebbe la sinergia con club di Serie A e soprattutto da società che, quando vedono che i giovani vengono lanciati, difficilmente il Sassuolo si oppone alla loro partenza. Probabilmente il Palermo punterà su un prestito o con diritto o con obbligo di riscatto per quanto riguarda un giocatore accostato anche al Catanzaro,
anche se è chiaro che far parte di una squadra come il Palermo, anche dovendoci rimettere in termini di minutaggio, potrebbe far sì che D'Andrea accetti la destinazione rosanero. Attualmente, e questa è una notizia che vi diamo noi in questo momento in live, non ci risulta l'accostamento al Palermo di Cédric Gondò, attaccante che con la maglia dell'Ascoli ha fatto male ai rosanero nella gara giocata al Barbera in quella che è stata la terza giornata del campionato di Serie B dello scorso anno, tripletta sui 5 gol realizzati in tutta la stagione. Intanto si calcia verso la porta, non mi posso girare perché non si danno le spalle al pubblico, non si danno le spalle alla telecamera, però la sensazione è che si stia calciando in maniera abbastanza vigorosa verso la porta più lontana, non quella immediatamente alle mie spalle, ma quella un po' più in fondo, quella più vicina agli spogliatoi, per capirci. Per il resto non ci sono grosse novità per quanto riguarda il calciomercato. Smentiamo in maniera abbastanza importante le voci che accostano Ivan Marconi al Catania, le hanno accostate nei giorni scorsi, ma il Catania evidentemente sta valutando altre posizioni, altre situazioni sul fronte dell'arrivo di un nuovo difensore centrale. Di questo ne parleremo sicuramente dopodomani con il ritorno di Pillole di Sessa. Purtroppo, come vi abbiamo già detto nella giornata di ieri, proprio alla vigilia della breve diretta che abbiamo fatto ieri da Verona, non c'è stato modo di trasmettere la puntata consueta del martedì pomeriggio con Pillole di Sessa, che tornerà venerdì. Invece domani ci saranno novità importanti da Catania e dal ritiro del Catania Zafferana e Tenea. A breve sul nostro sito arriveranno immagini da Trapani, più che immagini, notizie e dichiarazioni da Trapani, perché hanno parlato il presidente Valerio Antonini e il tecnico Alfio Torrisi. Ricordiamo che la squadra da domani sarà a Troina, in provincia di Enna, per avviare il ritiro precampionato. In queste ore è stato ufficializzato l'arrivo di Andrea Cocco, sicuramente un fuoriserie per quanto riguarda la Serie D, prima volta per lui fuori dalle 3 serie professionistiche, dalla A alla C, tanti gol, insomma un curriculum che parla per lui, giocatore di grande spessore, ma naturalmente per il momento quello che viene chiamato il core business naturalmente legato a questa diretta è il Palermo che domani tornerà in campo per una doppia seduta. Avremo ulteriori notizie sulle condizioni dei 4 giocatori che chi prima, chi durante l'allenamento sono stati costretti ad alzare bandiera bianca, quindi nell'ordine Aurelio, Buttaro, Di Mariano e Mancuso. Sicuramente i primi 3 proseguiranno lavoro a parte. Scopriremo se Leonardo Mancuso avrà smaltito il trauma contusivo alla caviglia o se sarà costretto a saltare anche almeno la seduta di domani mattina. Dopodiché l'appuntamento sarà alle ore 13 circa, qualche minuto dopo forse, per la conferenza stampa di Ivan Marconi dall'Hotel Corona di Pinzolo, la nuova sede, il nuovo quartier generale del Palermo. Io, considerando che siamo praticamente a 20 minuti di live, vi saluto, vi do l'appuntamento intanto sul sito www.sportisi.it, perché a breve appunto arriveranno le dichiarazioni di Antonini e di Torrisi da Trapani. Solito appuntamento sui nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sul canale YouTube di Sportisi, dove potrete trovare questa diretta, tutte le altre dirette da Ronzone, da Spiazzo, poi le troverete anche da Pinzolo, e anche i contributi arrivati dal campo di Spiazzo poc'anzi, ovvero sia l'intervista al presidente Mirri e quella a Giuseppe Aurelio. Naturalmente l'invito è di seguirci anche sul nostro sito www.sportisili.it, dove potrete trovare il meglio dello sport siciliano a 360 gradi. Da Francesco Cammuca, da Spiazzo è tutto. Grazie a chi ci ha seguito e anche a chi ci vedrà in differita. L'appuntamento, come sempre, è alla prossima.